Allora, Enrica, una giornata importante, un momento anche di allenamento sul campo per i ragazzi che possono provare nella realtà quello che magari hanno giustamente studiato. C'è un po' di emozione anche da parte vostra per questo momento? Sì, c'è una grande emozione perché questo è il risultato di un laboratorio, di un lavoro che non vuole essere solo un esercizio di stile, ma è proprio una messa in pratica, un'attuazione di quello che in aula noi facciamo. L'evento di oggi è stato interamente costruito, organizzato, progettato e verrà anche come dire, offerto dai ragazzi dell'ITS Turismo, ovvero sia il secondo anno dell'Hospitality Management di Jesolo e di Bardolino insieme con il percorso Restaurant Business Management di Jesolo hanno creato questo evento da zero, supportati dalla docente di questo laboratorio che è il nostro ufficio stampa, Elena Appiani. Se dovessimo far venire voglia magari a qualche ragazza o a qualche ragazza magari di informarsi, di poter venire magari in uno dei prossimi corsi. Allora, il fatto che abbiamo le aziende come non solo soci fondatori ma anche partner tecnici, questo ci permette da una parte di essere assolutamente inseriti nel territorio, di avere una base molto larga, dall'altra di permettere ai ragazzi di entrare in azienda già durante il percorso formativo. Offriamo gli stage in azienda ma offriamo anche le visite, le lezioni all'interno dell'azienda, quindi questo doppio valore che ha il fatto di avere tante aziende dentro la nostra fondazione è sicuramente la prima colonna. La seconda è di avere una regione Veneto, che ci aiuta moltissimo nello sviluppo del sistema ITS italiani. Abbiamo tutti gli ITS presenti all'interno di questa regione e devo dire che essendo la prima, tra l'altro, regione turistica d'Italia, il fatto di avere un ITS turismo supportato anche dall'istituzione pubblica è un aiuto. I docenti, il fatto che noi non abbiamo dei professori in aula, se non dei professori di tipo universitario, ma soprattutto abbiamo professionisti, consulenti e aziende di settore che ci permettono così di realizzare dei programmi formativi che sono sul pezzo rispetto al mercato. Enrica, un'ultima domanda riguarda l'emozione. Questi ragazzi potranno condividere, potranno trasmettere, potranno vivere indirettamente l'emozione che si ha in una vacanza, in un viaggio. È un lavoro molto particolare e anche molto coinvolgente e affascinante, quello dell'ambito del turismo. Sì, è un lavoro a tutto tondo che ti coinvolge non solo dal punto professionale, dal punto di vista professionale, ma anche e soprattutto umano. Dico sempre una cosa ai ragazzi che vogliono iscriversi a questi percorsi. La formazione, tutto quello che possono essere le conoscenze e le competenze ve le diamo noi. Voi venite con un grande entusiasmo, questo non lo possiamo infondere noi, dovete arrivare con l'entusiasmo di lavorare in un settore che è probabilmente il settore più bello del mondo e sta a voi giocarvela al meglio. Bene, grazie Enrica, ricordiamo che come potete immaginare in un mondo come questo, in una formazione come questa, che poi naturalmente è assolutamente dedicata al divertimento, al viaggio, che sia per lavoro che sia per diletto, ci sono due momenti importanti, il benvenuto e l'arrivederci, vero? Assolutamente, e sempre accompagnati da un grande sorriso. Grazie. Arrivederci.